Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Alessandra Moretti, deputata del Partito Democratico. Buonasera a voi. E buonasera a Genova, professor Paolo Becchi, docente di filosofia del diritto, molto vicino al Movimento 5 Stelle, anzi normalmente lei viene presentato come ideologo del Movimento 5 Stelle. Buonasera e benvenuto. Senta, allora, con lei e con l'onorevole Moretti parleremo di tutta l'attualità politica, no? Anche perché c'è l'imbarazzo della scelta, come si suol dire in queste ore, in questi giorni. Però vorrei cominciare con una domanda all'onorevole Moretti, che in realtà con la politica sembra centrare molto poco. Perché lei ha presentato denuncia assieme ad altre 6 colleghe, eccola, vediamo adesso inquadrata, tutto schermo, una denuncia contro il deputato Grillino De Rosa per ingiuria. Che cosa le ha detto di tanto grave? Ma guardi, nel corso dell'occupazione dell'aula della Commissione Giustizia avvenuta ieri sera da parte appunto dei deputati del Movimento 5 Stelle, il deputato De Rosa, rivolgendosi alle deputate del PD, ha pronunciato una frase che a me spiace ripetere questa sera, perché penso che urterò la sensibilità, e me ne scuso già dall'inizio, delle famiglie, delle donne che ci guardano e di chi appunto ascolterà le mie parole, ma c'è stata rivolta questa frase: le donne del PD sono arrivate qui soltanto perché capaci di fare pompini. Ora, è evidente che noi ci siamo sentite offese ovviamente nella nostra dignità, di donne prima di tutto, di deputate, di parlamentari, ma anche perché noi rappresentiamo le donne italiane, quindi ci siamo sentite offese da parte di tutte le donne italiane. E sa perché io credo che questo c'entri molto in realtà con la politica? Perché il nostro è un Parlamento giovane, è il Parlamento più rosa della storia della Repubblica Italiana, ed è un Parlamento che ha avuto il coraggio di affrontare, grazie a tutte le forze politiche presenti, compreso anche il Movimento 5 Stelle, 2 grandi provvedimenti che riguardano i diritti, l'affermazione dei diritti contro ogni discriminazione, che sono la legge contro il femminicidio e la legge contro l'omofobia. Senta, professor Becchi, in effetti diciamo questo c'entra poco con la politica, no? Queste battute, come le vogliamo chiamare? Volgari, sì, dunque, anzitutto Lili, consentimi di dire una cosa: io non sono proprio l'ideologo del movimento, di un movimento che è post-ideologico non può avere un ideologo, e comunque devo dire, rispetto all'onorevole Moretti, lei può parlare ovviamente a nome del suo partito perché è onorevole. Io non ho nessuna carica di portavoce, quindi sentirete le mie parole come le parole di una persona effettivamente vicina al movimento, iscritta al movimento, ma la cui voce vale quella di qualsiasi altro iscritto al movimento. Quindi sfatiamo questa leggenda dell'ideologo. Ma riguardo, guardi, io devo dire una cosa: io sono venuto in questa trasmissione che mi piace, ma non per parlare di pompini. Insomma, capisco che la battuta è irritante, capisco neanche che noi avremmo mai voluto parlare di uno squallore tale, professore, mai avremmo voluto arrivare così in basso. Quando la legittima opposizione si trasforma in occupazione, quando la legittima dialettica si trasforma in offese ed insulto, allora significa che abbiamo superato ogni limite, e il Movimento 5 Stelle, i deputati purtroppo del Movimento 5 Stelle hanno in questi giorni dimostrato una violenza inaudita contro la democrazia e contro le istituzioni. Ma guardi, io prima di tutto vorrei rispondere alle osservazioni che sono state fatte precedentemente dall'onorevole Moretti, perché un conto è l'insulto personale che può avere la sua risoluzione, un altro conto è accusare il movimento di essere violento e di essere antidemocratico. Io penso che al momento la violenza nel Parlamento la stiamo vedendo contro il Movimento 5 Stelle, e proprio una deputata grillina è stata malmenata. Quindi voglio dire,
se parliamo tanto di donne ed eccetera, teniamo presente che comunque una donna è stata marmellata da un uomo e questo uomo non era un grillino. Fosse stato viceversa la cosa, sarebbe scoppiato il finimondo all'interno della Camera, invece non è successo assolutamente niente. Mi scusi, hanno diciamo così, occupato le commissioni giustizia e affari costituzionali, e lo dico perché c'ero, e hanno impedito a alcuni deputati di entrare in commissione e di votare, esercitare cioè il diritto al voto. Oggi alla Camera un deputato della Lega, quindi un deputato della Lega e quindi dell'opposizione, ha denunciato la sua, voglio dire, estrema rabbia nei confronti e indignazione nei confronti del Movimento 5 Stelle perché a lui è stato impedito il diritto di esercitare il proprio diritto, cioè la propria funzione di parlamentare. Qui noi abbiamo un'occupazione totale, radicale delle istituzioni democratiche, abbiamo un'offesa costante alla Presidenza della Repubblica e alla Presidenza della Camera. Ora c'è una questione, un punto fondamentale. Il Movimento 5 Stelle crede di essere il detentore della verità assoluta e di fronte a tutti sta dicendo che noi siamo il male assoluto. Allora, qui non c'è più dialettica, non c'è più rispetto delle normali gioco delle parti, qui c'è una visione fascista dello Stato. Allora, quando il professor mi cita la Resistenza, offende la memoria dei partigiani, perché noi abbiamo avuto deputati del Movimento 5 Stelle che hanno ripetuto la frase boia chi molla e che moriremo per la patria, che sono frasi fasciste non certo riferibili al periodo della Resistenza. Ecco, professor... Quindi conoscere anche la storia forse sarebbe utile. Mi scusi, ho l'impressione che l'onorevole dimentica il fatto che l'espressione boia chi molla si deva a Eleonora Pimentel, che morì durante la rivoluzione napoletana del Settecento e fu la prima donna rivoluzionaria nella storia. Peccato che poi dopo è stato ripetuto da altri soggetti che non erano riferibili a quell'epoca, ma a un'epoca che si chiama fascismo. Questo è fascismo, questo è un atteggiamento fascista. Moretti, lasciamo parlare il professore. L'atteggiamento fascista è lei che non mi lascia parlare, mi scusi, io l'ho lasciata a lei parlare. Professor Becchi, pure, tanto ormai parlerete soltanto voi in Parlamento. Professor Becchi, perché lei fa un'affermazione molto grave, no? Quando dice siamo in guerra come durante il fascismo? Beh, insomma, nel 24 morì, dopo la scomparsa di Matteotti, le opposizioni salirono sull'Aventino. E beh, insomma, qui per fortuna non è scomparso ancora nessuno, è scomparsa però una cosa, mi pare evidente, negli ultimi anni, è scomparsa la democrazia nel nostro Paese. A questo punto, beh, io li apprezzo molto i ragazzi che sono lì in Parlamento, però valuterei veramente la possibilità di un Aventino se le cose funzionano così. Se voi dite che noi siamo soltanto lì per occupare, per non fare niente, quando invece è esattamente la cosa opposta, noi ci siamo battuti dall'inizio, appena finite le elezioni, perché il Parlamento potesse iniziare a lavorare. Voi avete bloccato con l'idea che non si poteva perché mancava il governo l'attività parlamentare. Questo è stato il colpo di Stato vostro per 3 mesi. Lo sa quanto è stata la Merkel senza governo e senza avere il nuovo governo? Sono stati 3 mesi. Nel frattempo c'era il governo precedente e il Parlamento ha tranquillamente operato. Da noi invece il Parlamento per 3 mesi non ha fatto un tubo. Peccato che durante quei 3 mesi, professore, Stelle, che voleva lavorare, non gli è stato impedito. Siete voi che avete impedito. Onorevole Moretti, vorrei anche... Sinceramente, io ripeto, perché voglio essere chiaro, io non rappresento il Movimento 5 Stelle e neppure sono l'ideologo del movimento. Può rispondermi, a me risulta invece che nella Commissione Affari Costituzionali, sa, lei è facile parlare di cose dove lei è dentro, io dentro non ci sono, lei può dire delle cose vere e delle cose anche false. In base a quello che io so, e che per esempio per quanto riguarda la legge elettorale non è stata neanche
proposta la discussione all'interno della Commissione Affari Costituzionali, perché si è voluto immediatamente passare dalla Commissione all'Aula, quindi bypassando completamente l'attività della Commissione. E nella Commissione invece lì era presente il Movimento 5 Stelle e voleva aprire la discussione sulla legge elettorale. Guardi, lasciamo perdere l'impeachment perché si tratta della messa in stato d'accusa. Anche qui, di nuovo, non c'è nessuna violenza, non c'è nessuna radicalità, c'è semplicemente il desiderio di applicare la Costituzione. L'articolo 90 della Costituzione concede la possibilità della messa in stato d'accusa. Dal mio punto di vista ci sono gli estremi per ricorrere allo stato d'accusa. Quando un Presidente... Su che cosa ci sono gli estremi? Quando il Presidente della Repubblica non rappresenta più, e questo è il dato di fatto, gli italiani, ma rappresenta soltanto una forza politica nel nostro sistema che è ancora di governo parlamentare, non è più il Presidente di tutti gli italiani, ma di una parte politica, e questo per il nostro ordinamento è inaccettabile. Ora poi possiamo rigirare intorno a tutti gli aspetti particolari che ci sono sulla messa in stato d'accusa, però il dato di fatto saliente è che non rappresenta la maggioranza diretta. Al di là di quello, il Presidente della Repubblica per i costituzionalisti è Hüter der Verfassung, il custode della Costituzione, il garante della Costituzione. Devo ricordare... Qui abbiamo un Presidente della Costituzione, un Presidente della Repubblica che vuole affossare la Costituzione, è paradossale. Ecco. No, io anzitutto vorrei osservare una cosa, perché in tutti gli interventi dell'onorevole Moretti sembra che il Movimento 5 Stelle sia, in tutti gli interventi, sia sul profilo personale che poi sull'attività parlamentare, sia un gruppo di squadristi fascisti che entrano lì soltanto per fare del gran casino. E io vorrei dire agli italiani, anche se io lì non sono nel Parlamento, guardo, mi informo sulla rete, non è così. È un'immagine completamente falsa quella che è stata data o quella che si vuole far passare. Consentitemeli di dirlo, perché al di là di quello che sta succedendo in questi giorni, che è una chiara forma di ostruzionismo, una battaglia forte, eccetera, il Movimento 5 Stelle sta lavorando in tutte le commissioni, sta lavorando all'interno del Parlamento e porta il suo contributo a fare il salvabile. Io ho la vaga impressione, non sono un costituzionalista, però questa legge elettorale non mi sembra, meno anticostituzionale dell'altra. Insomma, le liste bloccate restano e la Corte Costituzionale ha detto che bisogna in tutti i modi cercare di recuperare il rapporto tra elettore e quindi direi che i profili di incostituzionalità che c'erano nel Porcellum li rivedo anche qui, poiché la pendenza alla Cassazione dell'avvocato che aveva presentato ricorso non è ancora chiusa. Il mio augurio è soltanto, una volta che ha approvato questa legge, che l'avvocato vada avanti, probabilmente la Corte Costituzionale gli darà ragione un'altra volta.